Buonasera, ben chiattats con Gnovis. Drammatico incidente stradale vie per l'agnot sull'autostrada A4 all'altezza dal territorio comunale di Chiamplun, Tapoian. 3 macchine si sono sbattute sulla corsia in direzione di Trieste e una di loro è stata chiappata da svoltis. 2 i muarts, Dario Valletti di Grau di 34 anni e Stefano Volante di Ronchis di Monfalcon di 30 anni, con altri 2 persone feridis, une anche in maniere grivie. Sul puest sono arrivati i sanitari dal centro di Sevotte e i pompiers dal distaccamento di Sarvignan e di Gurizze. Bruttim prossimo arriva sul Friul Vignesi e Giulia. La Protezione Civile regionale ha mandato furono allerte di color arancione per pluis abbondantis e buraschis che porteranno a alte talis località di mar dalla regione. Le zone più battute dai fenomeni atmosferici saranno il Friul occidentale, la zona collinare, la Chiarnia e il Tarvisian. Perdute la giornata di domani, appodaranno con dunque precipitazioni anche un'evore fuartis, che podaressi in causa difficoltà e inagamenti. Si vedrà anche la prima neve dalla stagione, intorno alla quota dai 1500 metri. 5 persone sono state arrestate per una serie di rubarie in diversi ditti dalla provincia di Udin. In più di un'occasione, ieri spariti bobini di fili elettrici di RAM, laminis di acciar, furgons e anche une pacare per un valore di passe 50.000 euro. Le investigazioni si sono concentrate nella zona di residenza di purtroppo sfameis in Campere Ruloddu, là che è stato chiatato un trasformador alte tensioni. Il materiale rubato è stato venduto a un'edite che aveva avuto manco 600 kg di fil di RAM e passe 4 tonnellate di acciar inox. La sovrintendenza è tornata a bocciare un'altra volta il progetto di Indora une par dalla statua della giustizia in Place Libertà a Udin, ma il sindaco Fontanini al passe al quintri attacco. Noi domandate dopo le sentenze del TAR in modo dall'anno passato, che il Tribunale non autorizzava ad adorare le corone delle statue, però molte volte la sovrintendenza ha detto di no. Allora non sto a tornare al TAR a domandare le possibilità di fare questa operazione. Un'operazione che tra l'altro viene fatta da un sponsor privato, senza spendere un franco da bande del comune, ma noi vogliamo di fare questo lavoro perché storicamente le corone erano state dorate e dopo credo anche che sia di una bellezza c'è le statue di giustizia con queste corone dorate. La sovrintendenza dice no, non voglio dorare perché secondo loro non è mai state dorate, invece noi abbiamo provato un documento storico che è conservato in queste biblioteche, là che dal 1600 si dice che il comune di Udine ha pagato un artigiano che ha dorato le statue di giustizia. E questa è un po' la situazione che viene. E come si può fare se le sovrintendenze rispondano sempre di no? No, io credo che non potete continuare a rispondere sempre di no, se no non sto già a scrivere a Sgarbi che come è diventata sottosegretario alle culture e quindi magari che lo interveni lui per finire queste storie che mi pare sta avanti un po' massa. E finisse 70 anni, la Casa Immacolata di Pre Emilio De Roia, Pondi, riferimento a Udin per Zovins e persone in difficoltà. E per festeggiare l'importante anniversario è stato presentato un laboratorio digitale dedicato al settore dell'arredamento. Per noi è un'occasione importantissima perché ci permette di il nostro lavorato alla formazione, non solo per i nostri ospiti, ma anche perché altri la collaborazione con il cluster Arredo Friuli Venezia Giulia hanno scelto di fare queste robe qui. Però è anche un'occasione per i nostri sfrutti, per le persone che vengono a stare qui con qualche fastidio, di poter avere un'occasione di formazione, quindi di avere anche quel che si parla un riscatto sociale. Su che robe lì per noi è fondamentale, mettere insieme quel che Don Emilio l'ha sempre detto,
prima di dare di mangiare o di dormire bisogna dare un lavoro, ecco, e questo è su che scia lì, insomma, ecco. Non come giovani informazioni, ma anche professionisti che hanno voglia di confrontarsi. Assolutamente, le tappezzerie hanno una fase importantissima da produzione dell'arredo, tant'è che si dà il valore aggiunto proprio in che fase lì, perché hai le finiture, hai le bellezze dei materiali, da pelle, da tessuto, quindi arriva a trasmettere queste conoscenze a cui che magari non conosci, che si è disoccupato, che si disovin, che non si disovin, che ora di appassionarsi al settore per noi in queste prime sfide. Tabben di un comparto che è altamente innovativo e che è in continua evoluzione, quindi l'obiettivo non è fermarsi mai. E come spazi a rubriche Novis dal Monte. E è in corso in questi giorni in Argentina la prima missione post-Covid dall'En Friul tal Mondo. Prime tappe in la villa di Esquel in Patagonia, dove il presidente Loris Basso all'estate ricevuto i municipi in Tuncul Fugular Furlan, che giusto domani finirà 50 anni di attività. Il sindaco Sergio Ongarato alla data al presidente Basso il riconoscimento di benvenuto ufficiale in città, alla presenza anche di Carlo Senninger, presidente del Fogolar Furlan di Ushuaia, il plui a su dal Monte. Seconde tappe la città di Trevelin, cui il presidente Basso calalciade la bandiere furlane denan dal Museo Regionale Molino Andes, prima di ricevi il titolo di cittadini illustri di bande dal Sindi Hector Ingram. Dalla riunione i presenza han chiantato con emozione l'imni furlan in quintri al doman, insieme col gruppo di ballerins dal Fogolar di Esquel. Ultime di viaggio in Patagonia dedicate alla comunità di El Bolson, al confine col Cile, dove la delegazione da Lent è stata ricevuta dal sindaco Bruno Pogliano, sposato con tune femmine di Divignince Furlane. Dopo è state fatte una visita alla fabbrica di marmeladis di Pomis di proprietà di Mario Mengoli, imprenditore originario di Dimpec. La missione cumò è previo le visite al Fogolars di Santa Fe, Paraná, Rosario, Mar del Plata e l'Unione Furlane Castelmonte, per finì di ultim a Buenos Aires, cui festeggiaments pai 95 anni dalla Sociedad Friulana. E proprio in contemporanea con la visita in Argentina dai sorestans dall'En Friul tal Mond, in Friul ieri da ora fa visite una delegazione di Int che fa spar dai Fogolars Furlan, che voi si sono chiatati col presidente dal Consiglio regionale Piero Mauro Zainin e i consiglieri regionali Elia Miani e Franco Jacob. Un saluto a tutti Furlans in patria da parte del Fogolar Furlan di Avellaneda e di Furlans in Argentina. E come cercare con i due consiglieri regionali di questo progetto che la portata qui in Friul, tutto il gruppo di argentini, cominciando Elia Miani, è importante vedere se già sta la via, no? In passato. Sicuramente è senza due volte che sono stati in Argentina con quel progetto. Io ringrazio anche le amministrazioni precedenti regionali che hanno portato in avanti e che hanno cominciato quel progetto che dura ormai di 20 anni con la città di Cividad e con il Convegno nazionale che viene in questa città e che è studiare in Friuli e studiare veramente i ragazzi dell'Argentina che vengono qua a studiare e anche viene sviluppato un progetto che va in Extres anche alla via di loro per un po' di settimane a imparare che sono le nuove e soprattutto forse no, mus di vivi in un altro paese che sono proprio furlans.
Io ringrazio soprattutto la Regione che sviluppa chi progetti, ma soprattutto ringrazio anche le comunità di Avesaneda, di Sunciales, perché veramente ti fa invignare le lacrime a voi quando tu vai là e che hanno veramente una voglia di mantenere queste tradizioni che sono nel nostro Friuli. E un'emozione anche veiuca, Beh sì, è sempre bello vedere qui perché noi là e quando là tanti anni abbiamo sempre avuto un calore, sempre avuto una gratitudine per quel Friuli che ho portato in là, no? Il Friuli delle istituzioni, il Friuli che va in avanti, che al vive la sua vita, però non si smette, è sempre stato bello vedere come che sono grati dal fatto che capiscono che non si smette di loro e che quindi o lavoriamo insieme anche per dare opportunità di crescere e di recuperare, di valorizzare forte continuo la cultura furlane. E alle dut parusgnot, gnovis, al torne, lunis. Buone serate e mandi.